Bentornati a Sorseggiando. Parte una nuova stagione, un nuovo ciclo di puntate, un nuovo ciclo di piccoli sorsi sul vino che trasmetteremo qui sulla Tenda TV. Quest'anno daremo un'impronta differente alle nostre puntate, ma lo scoprirete seguendoci settimana dopo settimana. Intanto, fin da oggi, siamo nelle colline del Prosecco, siamo in zona Cozzuolo, siamo ospiti alle Rampe, che è un enoturismo appena fuori Vittorio Veneto, in zona Cozzuolo appunto. Da qui andremo a parlare di varie cose. Intanto partiamo dal principio. È notizia abbastanza fresca da quest'estate, da luglio di quest'estate, che le nostre meravigliose colline del Prosecco sono diventate un sito dell'UNESCO, un patrimonio dell'umanità. Beh, certo, potevamo scegliere una giornata migliore per rappresentare queste colline. In effetti oggi la giornata è abbastanza uggiosa, come avrebbe detto il nostro caro Battisti. Però secondo me anche con questa atmosfera un po' autunnale, andante, non perdono il fascino che le hanno portate a diventare appunto un sito dell'umanità. Allora, tanto si è fatto parlare, tanto si è parlato e anche qui alle Rampe tanto si è discusso sul discorso del patrimonio UNESCO, che cos'è l'UNESCO, che cos'è il patrimonio UNESCO e cosa è tutelato. Per i serial drinker, come li chiamo io qui delle Rampe, è il Prosecco che diventa un patrimonio dell'umanità, mentre poi in effetti non è propriamente il prodotto vinicolo, ma è tutta l'area che lo produce. Fatto sta che comunque secondo me è importante capire che cos'è l'UNESCO e perché l'UNESCO dichiara e tutela determinati patrimoni nel mondo. Innanzitutto l'UNESCO la leggo perché è una cosa abbastanza lunga, è un'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, istituita a Parigi nel 1946, quindi appena finita la seconda guerra mondiale. È nata dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che la pace, debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Perciò l'UNESCO si impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e la prosperità dei popoli, promuovendo un dialogo interculturale, il rispetto dell'ambiente e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile. Beh, sono concetti importanti, sono concetti fondamentali sia per una piccola area come può essere la nostra che per il mondo intero. E quindi viene da domandarsi, ma non con ironia, ma viene da domandarsi per quale motivo le colline del Conegliano e Valdobbiadene sono state insignite di tale onorificenza. Beh, intanto perché corrispondono a uno dei criteri, al quinto criterio relativo a designazioni UNESCO, che è quello di essere un esempio eccezionale di insediamento umano tradizionale, dell'uso del suolo o del mare, ma nel caso specifico del suolo, che sia rappresentativo di una cultura o di culture e dell'interazione umana con l'ambiente, specialmente quando è diventato vulnerabile all'impatto di cambiamenti irreversibili. Quindi la tutela dell'UNESCO è fondamentalmente una tutela di un ambiente dove l'opera dell'uomo abbia contribuito a creare tale ambiente e che la stessa opera dell'uomo non procuri cambiamenti irreversibili nella sua storicità e territorialità. Quindi sono le colline del Prosecco, Conegliano e Valdobbiadene che sono diventate sì il sito dell'UNESCO, non il Prosecco come è stato non erroneamente, ma insomma come è stato detto anche quest'estate che è il Prosecco patrimonio dell'UNESCO. È vero che l'UNESCO ha anche designato patrimonio dell'umanità la dieta mediterranea, comprensiva dell'intero bacino mediterraneo, e la pizza margherita napoletana, che sono due beni, un bene immateriale e un bene materiale. Ma non è il Prosecco come liquido, come vino, come prodotto enoico ad essere stato insignito dell'onorificenza, bensì le colline dove la glera, che è l'uva con cui si produce il Prosecco di OCG, viene
viene prodotta. È proprio grazie alla coltivazione della glera che queste colline hanno assunto le caratteristiche ambientali necessarie per poter avere il conferimento di questo onore, di essere patrimonio dell'umanità. Il sito delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, insignito dell'onorificenza di patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è costituito fondamentalmente da 3 zone: la core zone o il nucleo centrale, la buffer zone o la zona cuscinetto e la commitment zone, che sarebbe la zona a tutela e a conservazione. Dunque, la core zone, detta in inglese, inglesizzando un po' tutto quanto, comunque il nucleo centrale di questa zona ha un'estensione di poco più di 9.100 ettari. Non coincide con i confini amministrativi delineati dai comuni, ma comprende tutti i territori collinari comprendenti e ricadenti nei comuni di Valdobbiadene, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Follina, Cisondi, Valmarino, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Revine Lago, Tarso Vidor e Vittorio Veneto. Ed è stata delineata in tal modo proprio perché rappresenta questo paesaggio rurale e caratteristico che ha risposto a tutti i criteri della candidatura. I 3 elementi caratterizzanti questo nucleo centrale sono innanzitutto le Hochberg, che sarebbero il sistema geomorfologico a cordate che possiamo ammirare lungo le valli che vanno da est a ovest, da Valdobbiadene fino a Vittorio Veneto. A me piace raccontare le Hochberg, che poi sarebbero il dorso del cammello, le gobbe del cammello, come vedendole dall'alto, se andate su in Pizzocco le potete ammirare ancora meglio, come una mano che tira un foglio, che tira un lenzuolo, o anche come le rughe della terra. Dall'alto si vedono molto bene. Sono questi sistemi a cordoni che sono intervallati da queste bellissime valli, che sono estremamente belle dal punto di vista scenografico e anche importanti dal punto di vista morfologico, geografico, perché sono una limitazione, una delimitazione anche delle zone appartenenti a questo patrimonio. Oltre all'Hochberg, quindi a queste rughe della terra, come mi piace chiamarle a me, c'è la caratteristica dei ciglioni, che sono praticamente è il sistema di coltivazione della vite appunto su questi ciglioni, su questi le ciglia di un viso, come le Hochberg sono le rughe, i ciglioni sono le ciglia di un viso, e sono le parti alte delle nostre colline, le pendenze più alte delle nostre colline. È stato appunto modellando queste ripide pendenze che il territorio intorno a noi ha preso le caratteristiche scenografiche spettacolari che vediamo ogni volta che andiamo a fare una passeggiata nelle zone di Valdobbiadene, Miane, Follina, San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e quant'altro. Praticamente è una particolare forma di terrazzamento che usa la parte inerbita della terra piuttosto che le pietre e riduce l'erosione del suolo. Se ne hanno testimonianze di utilizzo già dal XVI-XVII secolo, e pare che adesso la parte utilizzata di questi ciglioni sia intorno al 20% rispetto a quello che veniva usato una cinquantina di anni fa, ma che comunque è la forma di allevamento più conosciuta e più utilizzata sulle pendenze che vanno dai 15 ai 45-50 gradi di pendenza. L'ultima caratteristica che ha fatto sì che il nostro territorio ottenesse questo riconoscimento è il paesaggio definito a mosaico, esattamente come vedete anche alle mie spalle, che è frutto del lavoro di migliaia di viticoltori che nei secoli, durante le generazioni, hanno lavorato questi terreni, questi giardini. Sono tante parcellizzazioni di vigneti disposti in angolazioni differenti, che creano un paesaggio agrario molteplice, differenziato, spettacolare, affascinante. È caratterizzato anche da parcelle non vitate, parcelle boschivo, anche parcelle solamente a campo, a erba, e rendono appunto un'efficace rete ecologica in grado di fornire degli ecosistemi di qualità.
Queste sono le tre caratteristiche, le Hochberg, i ciglioni e il paesaggio a mosaico che caratterizzano la zona centrale, il nucleo centrale del nostro sito UNESCO. Le altre due zone sono la buffer zone e la commitment. La buffer zone, o la zona cuscinetto come si può dire, ha un'estensione di poco meno di 9.800 ettari. Anche qui non coincide con i confini amministrativi dei comuni, ma ricade nelle zone collinari. Oltre a quelle già precedentemente descritte, si aggiungono anche i comuni di Conegliano, Susegana e San Vendemmiano. Praticamente la caratterizzazione di questa buffer zone, di questa zona cuscinetto, è appunto la tipicità della zona collinare, che pur non essendo ripida e scoscesa come la zona nucleo, come la zona centrale, ha comunque questi pendii abbastanza rilevanti, esattamente come quelle rampe, che abbiamo una rampa appunto abbastanza scoscesa, e che caratterizza appunto questo nostro sito. C'è da aggiungere che la zona cuscinetto è appunto, anche per la stessa parola, una zona che va a impedire intromissioni, urbanizzazioni e ulteriori compromissioni urbanistiche e di lavorazioni territoriali che possano andare a incidere sull'aspetto visivo e sull'aspetto territoriale definito dal patrimonio UNESCO. Infine c'è la commitment zone, o quella che si può definire la zona di tutela. Praticamente è un enorme bordo, diciamo figurativamente un enorme fossato che viene messo intorno, formato da tutti i comuni del circondario, ed è inutile che ve li elenco perché sono tanti, che hanno aderito ad un programma di protezione e di salvaguardia del territorio, proprio per impedire che sia la zona cuscinetto che la core zone vengano eventualmente modificate nella loro tipicità territoriale. C'è da dire che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non sono l'unica zona vitata ad aver avuto l'onorificenza di essere un sito UNESCO. In Italia ne abbiamo altre 2, nel mondo ce ne sono ben 13, ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate, perché voglio che continuate a seguire la nostra trasmissione, se no, se vi dico tutto oggi, che gusto c'è? E quindi io vi do un consiglio. La prossima volta che andate a fare una gita sulle nostre colline, intanto apprezzate le nostre Hochberg, le nostre gobbe di cammello, e magari andate su in montagna, guardatele dall'alto, che sono veramente fantastiche. Ammirate i ciglioni, rendetevi conto della fatica che fanno, soprattutto nella zona di Santo Stefano, Valdobbiadene, San Pietro di Barbozza, eccetera. Quanta fatica si fa per vendemmiare a mano la glera, per poi fare il nostro prosecco di OCG, con cui poi andiamo a brindare appunto a essere patrimonio dell'UNESCO. E soprattutto fermatevi ad ammirare la geometria e la bravura con cui sono stati disegnati i nostri vigneti mosaici, sono veramente belli. Io vi do questo consiglio, e intanto vi ringrazio per averci seguito. La prima puntata della nuova serie è appena finita. Siamo in una giornata particolarmente autunnale nelle colline del Conegliano e Valdobbiadene, Prosecco di OCG UNESCO. E quindi un cincin a voi, ricordandovi anche di seguirci sui nostri profili social, Instagram e Facebook. Cincin!